Dopo l'operazione antiriciclaggio che ha interessato la Regione, dimostrando come la mafia si sia infiltrata anche qui, la Presidente Serracchiani scrive al Governo per chiedere maggiori risorse per garantire la sicurezza sul territorio. Dopo i precedenti avvenuti alla Cavarzerani di Udine, nelle ultime 24 ore si sono verificati altri episodi di liti tra migranti in città con il ferimento di alcuni agenti intervenuti per placarli. Un poliziotto è stato morso. La strada 251 che collega Pordenone e Azzano non sarà chiusa per 4 mesi, gioiscono automobilisti e commercianti, litigano invece amministrazione comunale e regione sulla paternità della soluzione. L'Agenzia Spaziale Europea ha scelto l'Università di Udine per una serie di test in vista di una missione per il monitoraggio dello stato di salute delle aree verdi della Terra. Tra salvezze sofferte e Champions League, domani saranno trascorsi 30 anni da quando Pozzo prese in mano l'Udinese, gli auguri del DG Collavino, con gli aneddoti e lo sguardo al futuro per capire quanto durerà questa era. A tutti voi buonasera e bentrovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. Continuano le indagini che ieri hanno portato ad una serie di perquisizioni a Udine e Trieste, ma anche a Verona, Milano e Napoli, partite su impulso della Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste. Nel mirino della maxi operazione sono finiti i locali della catena Peperino. L'accusa è di riciclaggio di somme provenienti da attività illegali mediante l'intestazione fittizia di quote societarie a prestanome a favore della criminalità organizzata campana. Ieri un centinaio di militari delle Fiamme Gialle e dell'Arma, su disposizione del procuratore della Repubblica di Trieste Carlo Mastelloni e del sostituto Federico Frezza, hanno perquisito 12 abitazioni e 20 tra sedi societarie e punti di ristorazione, compresi i locali udinesi di via Zanon, il Peperino di piazza San Giacomo e il Mezzalibra e quelli triestini di via del Coroneo, il Peperino e sulle rive il Marinato, oltre all'abitazione del titolare. Sono stati avviati accertamenti bancari a livello nazionale sul transito di flussi di denaro su 150 conti correnti bancari. La rete di contatto messa in piedi tra Friuli e Campania, almeno stando alle prime ricostruzioni ancora parziali, appare fitta al punto che in molti hanno già iniziato a parlare di una pizza connection locale. E a fronte dell'operazione antiriciclaggio, la Presidente del Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, ha scritto al Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, e a quello dell'Interno, Angelino Alfano, sollecitando un supplemento di attenzione da parte dei due dicasteri nei confronti della Regione. Nella lettera Serracchiani ha espresso apprezzamento per il lavoro della Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste, per la professionalità di tutte le forze dell'ordine impiegate sul campo, ma ha chiesto che le strutture preposte a garantire la sicurezza del territorio siano dotate di risorse in termini di personale e mezzi sufficienti a mantenere un livello adeguato di contrasto e repressione nei confronti delle infiltrazioni della criminalità organizzata. Ancora cronaca, con un grave incidente stradale accaduto questa mattina attorno alle 5 a Villanova di San Daniele. Un operaio di 30 anni di origine marocchina che risiede in Friuli Collinare, uscito per andare al lavoro, ha perso il controllo dell'auto, che è finita fuori strada e si è ribaltata. L'uomo è rimasto prigioniero della vettura, è stato soccorso dai vigili del fuoco, dal personale del 118 che lo ha portato all'ospedale. Le sue ferite sono gravi, non sarebbe comunque in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia stradale di Udine. Infortunio sul lavoro questa mattina a Udine Sud per cause ancora in corso di accertamento. In piazzale dell'Agricoltura un 26enne che stava manovrando un carrello elevatore è rimasto gravemente ferito ad una gamba. L'uomo, che ha perso molto sangue per la lacerazione di un'arteria, è stato soccorso prima dai colleghi e poi dal personale medico del 118 che lo ha trasportato d'urgenza in ospedale. Sono stati segnalati nelle ultime 24 ore ulteriori episodi di liti tra migranti dopo quelle segnalate all'interno dell'ex caserma Cavarzerani di Udine. Peraltro sono stati feriti anche degli agenti intervenuti per placare i litiganti e un poliziotto è stato anche morso. Ancora episodi di violenza tra migranti, dopo le liti scoppiate nei giorni scorsi all'interno dell'ex caserma Cavarzerani. Alle 4 del mattino ad Artegna un gruppo di afghani e pakistani è venuto alle mani.
Alla base del litigio, secondo la prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Tolmezzo, ci sarebbe l'uso dell'unico ventilatore presente nella struttura, conteso tra i due gruppi. Alcuni dei protagonisti della lite sono stati portati in ospedale a San Daniele per accertamenti. Ieri pomeriggio invece al Parco Moretti, due profughi di nazionalità afghana di 18 e 19 anni hanno litigato minacciando anche un connazionale e due italiani intervenuti per calmarli. I due hanno anche ferito un carabiniere e due poliziotti giunti sul posto per placare gli animi ed oggi sono stati processati per direttissima. Poco dopo, verso le 18:30, un giovane è andato in escandescenze nella zona di Piazzale 26 luglio. L'uomo, in evidente stato di alterazione alcolica, ha iniziato ad urlare e ad inveire contro i passanti. All'arrivo delle forze dell'ordine con polizia, vigili urbani e carabinieri, non si è affatto calmato ed anzi ha morso un poliziotto che cercava di tranquillizzarlo. Il giovane è stato poi identificato come un afghano ospitato nella caserma Friuli ed è stato arrestato per lesioni e resistenza. È stata effettuata a San Vito al Tagliamento l'autopsia sul corpo di Federico Diana, il 19enne di Martellago, colto da malore durante un rave party sul fiume Tagliamento. Nel corso dell'esame non sono emerse malformazioni cardiache responsabili del decesso né di altra natura. L'autopsia invece ha evidenziato un edema polmonare compatibile con l'ipotesi fatta dagli inquirenti relativamente all'assunzione di droghe unite ad alcol. I risultati dell'esame tossicologico attesi per la prossima settimana potranno far luce sulle effettive cause della morte del giovane operaio. Ancora una notte di furti nei negozi di alimentari e discount della provincia di Udine. Qualche giorno fa, in 24 ore, erano stati colpiti 5 punti vendita. Questa notte i negozi assaliti sono stati altrettanti. Il primo è stato il discount Dico di Gonars, dove però i ladri sono scappati a mani vuote, esattamente come a Palazzolo dello Stella, nel negozio di Via Nazionale. A buon fine è andato invece il colpo all'Eurospin di Pasian di Prato, dalla Conad di Pozzuolo del Friuli e dalla Meta di San Daniele. I ladri hanno portato via documenti, effetti personali dei dipendenti e merce. Ancora da quantificare i danni. Un cittadino rumeno di 21 anni è stato arrestato dalla polizia di Pordenone per furto aggravato. Il giovane, residente a Udine, è stato fermato in un centro commerciale di Fiume Veneto dove stava tentando di rubare un computer portatile. Aveva prima rimosso l'antitaccheggio con una chiave per poi nascondere il computer in una tasca ricavata apposta nella parte posteriore di una tuta per poi allontanarsi dal negozio. L'intervento degli agenti gliel'ha però impedito. Parliamo invece di un furto sventato a Lignano Sabbiadoro. Due giovani di origine marocchina di 17 e 20 anni hanno rubato da un negozio la borsa di un cliente con effetti personali e contanti, dandosi poi alla fuga. I due sono stati intercettati poco dopo dai carabinieri e sono stati fermati con la borsa. I militari di Codroipo hanno individuato l'autore di un altro furto avvenuto nei primi giorni di maggio a Castions di Strada, dove era stato rubato un cellulare. Un 22enne del Logo è stato trovato in possesso del telefonino che è stato restituito al legittimo proprietario. La strada 251, ci spostiamo nella destra a Tagliamento, che collega Pordenone e Azzano Decimo, non sarà chiusa per 4 mesi come paventato nelle scorse settimane. Una notizia che fa felici certamente gli automobilisti ma anche i commercianti di via Nuova di Corva. Ma scoppia invece la polemica tra l'amministrazione pordenonese e quella regionale, pomo della discordia il merito per aver trovato la soluzione. Non ci sarà la paventata chiusura della viabilità sulla strada 251 che collega Pordenone e Azzano Decimo attraverso via Nuova di Corva, ma dietro a una notizia positiva si nasconde l'ennesima polemica con la Regione, la quale ha annunciato la soluzione del problema per bocca dell'assessore Paolo Panontin, parlando di un accordo con i comuni. Apriti cielo, l'amministrazione pordenonese, guidata dal sindaco Alessandro Ciriani, ha indetto immediatamente una conferenza stampa per chiarire la questione, sostenendo che non ci fosse alcun accordo. La soluzione che scongiura la chiusura, ha detto il
sindaco, è stata progettata e realizzata interamente dal comune di Pordenone, non dalla regione, da Putto, il sindaco di Azzano o da Panontin. È una soluzione tecnica molto ben congegnata, ha illustrato l'assessore alla viabilità Cristina Merante con tanto di slide, che permette di continuare a lavorare all'opera principale, una sopraelevazione per ridurre il pericolo di allagamenti in caso di piena del Meduna, garantendo contemporaneamente e costantemente una viabilità alternativa e parallela a doppio senso di marcia. Un'opera da 6 milioni di euro che è pressoché ferma dal 2011, assicurato inoltre il normale passaggio dei bus, che avrebbero dovuto percorrere circa 40.000 km in più e 6 minuti in più di percorrenza per ciascuna corsa. Da sottolineare che il costo aggiuntivo per l'aumentata lunghezza delle tratte era stato quantificato da ATAP in 174.000 euro. I cantieri, così concepiti, faranno slittare di circa 60 giorni, ma è una stima pessimistica, il completamento dell'opera principale. La fine dei lavori si sposterà dunque a maggio 2017. Soddisfatti anche i rappresentanti del comitato Corva Ponte Aperto, Giacomo Spagnolo e Alberto Bianco, che avevano raccolto firme per evitare la chiusura. Ed ora il capitolo sanità. Dopo anni d'attesa si è concluso il concorso pubblico regionale per la copertura di 173 posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla salute Maria Sandra Telesca. È infatti stata approvata la graduatoria concorsuale che vede collocati 693 candidati idonei e che colma la carenza di una graduatoria per l'assunzione di infermieri a tempo indeterminato in Friuli Venezia Giulia. I partecipanti sono stati oltre 10.000. È solo l'inizio di un percorso, ha sottolineato Telesca, che mira a rendere disponibili idonei strumenti per consentire di far fronte alle carenze di personale sanitario, cui seguirà a breve la disponibilità di un'analoga graduatoria regionale per gli operatori sociosanitari. Le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Regionale potranno ora procedere alle acquisizioni di personale infermieristico che interessano in una prima fase i vincitori del concorso e successivamente tutte le necessità fino ad esaurimento della graduatoria. E poi c'è anche una polemica. L'assessore Telesca si dimostra all'avanguardia con l'annuncio della nuova app per le emergenze. Peccato le sia sfuggito un fatto. Anche a San Daniele c'è un pronto soccorso che invece nell'applicazione non appare né nella mappa né nell'elenco. A denunciarlo la consigliera della Lega Nord Barbara Zilli, che app alla mano ha subito notato la mancanza. C'è un motivo per cui San Daniele non appare o possiamo considerarla una svista? Si chiede Zilli, che ha subito presentato un'interrogazione. Non mi meraviglia ci sia stata questa dimenticanza, siamo davanti ad un segnale inequivocabile che rappresenta perfettamente la conoscenza che Telesca e Serracchiani hanno del territorio. La tecnologia serve a poco, conclude Zilli, se prima non si conoscono territori e cittadini e non si implementano invece i servizi reali e non virtuali. Ancora politica, al termine di un'ora e mezzo di dibattito, il Consiglio regionale ha sancito la non ammissibilità della proposta di referendum abrogativo regionale della legge 5 del 2016 sull'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. La proposta, sottoscritta da 1.336 cittadini, era stata depositata a cura dei 9 promotori quasi un mese fa. Poiché l'ufficio di presidenza non ha espresso un parere unanime sulla sua ammissibilità o meno, la decisione è passata all'Aula. Quest'ultima ha accolto un ordine del giorno presentato dai capigruppo di maggioranza Moretti, PD, Lauri, Sell e Paviotti dei cittadini, con cui si è sancita la non ammissibilità della proposta. Si sono espressi a favore dell'ammissibilità, battendosi in particolare per l'esercizio del voto da parte dei cittadini, sempre e comunque, Ciriani di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, Sergo del Movimento 5 Stelle, Colautti del Nuovo Centrodestra, Riccardi di Forza Italia, Santarossa di Autonomia Responsabile, ma anche Pustetto in difformità al suo gruppo Sell. L'esito finale ha visto 27 tra consiglieri di maggioranza e assessori esprimersi in favore dell'ordine del giorno, quindi per la non ammissibilità, mentre 19 consiglieri di opposizione e Pustetto hanno votato contro. Per quanto riguarda l'assestamento di bilancio, arrivano 6 milioni di euro sul fronte della cultura e dello sport. In particolare saranno destinati alla manutenzione di oltre un centinaio di impianti sportivi, ma anche sale cinematografiche, teatri e biblioteche. Sentiamo tutto dalle parole dell'assessore regionale Torrenti.
Assessore Torrenti, quasi 6 milioni complessivi nell'assestamento dedicati proprio anche a quello che è il territorio, trasport e cultura. Si tratta delle manutenzioni in genere, manutenzione impiantistica sportiva che eravamo già partiti a fine 2015, a cui abbiamo aggiunto ulteriori 900.000 euro a scorrimento delle graduatorie, portando l'investimento a circa 4.100.000 euro con oltre 110 impianti soddisfatti. Sulle manutenzioni dei teatri, operazione mai fatta prima, di tutti i teatri, dei 21 teatri dell'ERT e anche dei teatri di maggior rilevanza regionale riconosciuti nella tabella regionale, quindi una trentina di sale teatrali. E sulle biblioteche, tutte quelle private, sia per acquisto di libri, quelle anche comunali, sia per anche interventi di manutenzione anche qua, in modo particolare le due grandi biblioteche cattoliche, quella del Seminario di Trieste e quella delfiniana del Patriarcato di Udine, della Curia. Da segnalare anche un'ulteriore aggiunta su quello che sono gli ultimi bandi della cultura e inoltre anche un contributo particolare per quanto riguarda poi la minoranza slovena. Sì, per i bandi cultura abbiamo aggiunto 480.000 euro nel complesso, riportando quindi le risorse dei bandi al 2015 che erano state le più alte degli ultimi anni. E per quanto riguarda la minoranza slovena abbiamo utilizzato 3 anni di residui della parte della provincia di Udine, della montagna, diciamo così, delle valli, essenzialmente con 1.100.000 su 1.400.000 euro di residui, puntando sullo sviluppo del territorio, una parte sulle attività turistiche e culturali, ma soprattutto sulle attività produttive. L'Agenzia Spaziale Europea ha scelto Udine per una serie di test in vista della missione satellitare Fluorescence Explorer che monitorerà lo stato di salute delle aree verdi della Terra. L'Università di Udine è tra i partner scientifici delle attività preparatorie condotte dall'Agenzia Spaziale Europea in vista della missione satellitare Fluorescence Explorer che monitorerà lo stato di salute delle aree verdi della Terra. In questi giorni e fino a giovedì 28 luglio l'ESA sta conducendo all'azienda agraria universitaria Antonio Servadei dell'Ateneo Friulano una campagna di misure da terra e dal cielo utilizzando un aereo appositamente equipaggiato per mettere a punto i sensori che dovranno essere installati sul satellite. Le misurazioni sono seguite da un team di ricercatori dell'ESA che coordina il lavoro e dalle università di Udine, Milano Bicocca e Poznan, dell'Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Centro Ricerche Jülich. La missione Flex, in partenza nel 2022, prevede la messa in orbita di un satellite che mapperà dallo spazio la fluorescenza delle piante, ossia la frazione di energia luminosa non visibile dall'occhio umano emessa dalla clorofilla. Ciò consentirà, in prospettiva, di avere un monitoraggio continuo dello stato di salute e della produttività della biosfera terrestre. Il gruppo di ricerca dell'Ateneo Friulano è composto da Giorgio Alberti, Gemini delle Vedove e Alessandro Peressotti, appartenenti al Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali. Questa sera la Pro Maiano consegna alla Cineteca del Friuli il suo ambito premio che ogni anno viene conferito ad un simbolo dell'eccellenza friulana nel mondo. Il 56esimo Festival di Maiano entra nel vivo. Dopo i primi grandi appuntamenti musicali, spazio al ricco calendario culturale con la cerimonia di consegna del premio Pro Maiano in programma questa sera alle 20 in Piazza Italia. Dopo Dante Spinotti nel 2012, Giorgia Di Centa nel 2013, Le Frecce Tricolori nel 2014 e Chiara Cainero nel 2015, quest'anno il prestigioso riconoscimento andrà a un patrimonio culturale inestimabile della regione, la Cineteca del Friuli. Una scelta significativa in occasione del 40° anniversario del terremoto del Friuli e del 40° anno dalla fondazione della realtà che proprio quel tragico evento ha contribuito a documentare e di cui conserva preziosa memoria. Tante le motivazioni alla base della scelta, tra le quali leggiamo per il lustro e la notorietà che ha dato alla nostra terra in ambito regionale, nazionale e internazionale, per la ricerca, la raccolta di materiali, lo sviluppo tecnico, per la documentazione specifica legata ai tragici eventi del 1976. Nell'ambito della rassegna Villa Manin Estate è andato in scena lo spettacolo Eravamo tutti sognatori di Paolo Patui. Una storia appassionante che si intreccia fra baseball, innamoramenti, sogni impossibili che cozzano contro la crudezza della realtà ma ignorano la tristezza e commiserazione in cambio di ironia divertita e scanzonata speranza nell'impossibile. È il canovaccio di Eravamo tutti sognatori, titolo dello spettacolo rappresentato per estate a Villa Manin da Paolo Patui, insegnante, scrittore e critico letterario assieme alla Pordenone Big Band diretta da Giuri Daldan.
La lettura scenica e drammaturgica curata dallo stesso Patui trae spunto dal romanzo Un anno terribile di John Fante, nel quale si racconta di un'America che non c'è più, ma pure di una storia, quella di un ragazzo e la sua famiglia arrivati da Torricella Peligna, Abruzzo, fin nel cuore dell'America degli anni 30, che trascende il tempo in quanto storia che c'è sempre ed in cui inevitabilmente lo spettatore finirà per ritrovarsi. Le musiche scelte dal maestro Daldan per la Pordenone Big Band non fanno che colorare le splendide pagine di John Fante, scrittore italo-americano rimasto per troppo tempo ai margini della notorietà e scoperto in età oramai tarda da Charles Bukowski, che lo definì il migliore scrittore che abbia mai letto. I'm someone in another world, alone with you, sharing all the joys we used to know. Many moons ago. Ed ora la vignetta di Fernando Venturini. Manamana, manamana, manamana. Siamo alla pagina sportiva. Serena, luminosa, artistica e anche moderna, così appare Udine nel video che promuove la candidatura alle Olimpiadi del 2024 da parte di Roma, competizione per la quale il capoluogo friulano ospiterebbe parte del torneo di calcio. Anche 26 anni fa le immagini raccontarono Udine in occasione di Italia 90, ma i tempi sembrano essere decisamente cambiati. Allora si realizzò un vero e proprio film con musiche di Morricone e regia di Pontecorvo. Un cielo pastello sul Tempio Ossario, il verde e l'azzurro di una giornata serena al Cormor, Piazza Libertà, la vista dal castello e ancora l'Arco Bollani, un raggio di sole dietro al Duomo, Piazza San Giacomo, l'Angelo, Piazza 26 Luglio, l'Arte del Tiepolo, Casa Cavazzini e infine i colori sgargianti dei seggiolini dello Stadio Friuli e la vista sulla sua copertura argentea. Da qualche giorno Udine in rete ci fa una gran bella figura. Il ritratto per immagini della città spicca in mezzo a quello di Roma, Napoli e di altri capoluoghi italiani dalla pagina di Roma 2024 che promuove la candidatura alle Olimpiadi che si disputeranno tra 8 anni e che vedono nel progetto appunto coinvolto anche il capoluogo friulano per quanto riguarda il torneo calcistico. Poco più di un minuto in immagini e musica, lo stile più rapido degli anni 2000, contro il parlato, i ritmi lenti, le musiche di Ennio Morricone, la regia di Gillo Pontecorvo che 26 anni fa ritrassero Udine. Allora ci si preparava a Italia 90. 12 registi di nome ritrassero le 12 città coinvolte. La qualità, i colori, i droni del video di oggi appagano gli occhi, ma sono forse queste le immagini che toccheranno di più il cuore. Domani ricorreranno i 30 anni della dinastia Pozzo all'Udinese, un'era iniziata da Giampaolo e che oggi vede ai vertici il figlio Gino. I ricordi più belli legati al primo e le aspirazioni del secondo nelle parole del DG Franco Collavino. Il fatto che la tifoseria anche crede di più nella società si vede forse anche da come ha reagito per quanto riguarda la questione Danilo, nel senso che c'è stato un gruppo che ha contestato, però la maggior parte dei tifosi si è schierata come la società al fianco del giocatore. Sì, come giusto che sia, anche perché poi stiamo parlando di un giocatore che è sempre il primo a dare l'esempio negli allenamenti, all'interno dello spogliatoio, è una guida per i giocatori più giovani, è un leader silenzioso ma che sa anche farsi valere nei confronti anche dei compagni di squadra e quindi sa esprimere la sua leadership in maniera completa, ma soprattutto con l'esempio sul campo. Quindi lui è il capitano naturale di questa squadra, di questa Udinese. 30 anni di Udinese, 30 anni di Pozzo alla guida. Giovedì ricorre questo importante anniversario. I ricordi più belli legati a questa figura?
Conservo nel mio cuore, nella mia mente, un momento particolare che è avvenuto in occasione di un pranzo ufficiale in una partita di Champions League, quando abbiamo giocato in casa col Barcellona, quando c'è stato l'incontro fra Giampaolo Pozzo e il presidente del Barcellona, se non ricordo male, Laporta. In quel momento veramente credo che il presidente abbia raccolto il frutto di un grande lavoro, di grandissimi sacrifici, e credo sia stato veramente un momento di grande soddisfazione. Adesso le redini sono passate a Gino Pozzo e a Magda. Quanto lungo sarà il regno di Gino Pozzo? Io non ho la sfera di cristallo, però mi piace esaminare concretamente le azioni e vedo sia in Gino Pozzo che in Magda Pozzo persone molto impegnate, che hanno chiari gli obiettivi, sia sportivi da un lato che commerciali dall'altro, e si stanno impegnando veramente tanto, con grande sacrificio di tempo soprattutto da parte loro, per realizzare questi obiettivi, e quindi io credo che ci siano tutte le premesse per un futuro ancora radioso dell'Udinese. Ci sono poi da segnalare le dichiarazioni shock di Cyril Theroux, attaccante dell'Udinese, che a Radio Monte Carlo ha dichiarato: il mio agente in contatto con il Marsiglia, è una realtà, ho sempre voluto giocare lì, è la mia priorità assoluta. Spero di firmare per questo club, il mio procuratore lo sa, anche se il Marsiglia è in difficoltà in questo momento, spero di giocare per il club del mio cuore. Dichiarazioni che sicuramente faranno discutere. E sono stati comunicati anticipi e posticipi della prima giornata di campionato di Serie A. L'Udinese giocherà a Roma contro i giallorossi alle 18 di sabato 20 agosto. Sarà la partita inaugurale della stagione 2016-2017. Ufficializzato anche il calendario del campionato di basket della Serie 2 Citroën. Il debutto stagionale della GSA, inserita nel girone est, è previsto per domenica 2 ottobre, quando il quintetto di Lino Lardo affronterà al Palasport di Cividale il Basket Ravenna. Per quanto riguarda gli attesi derby regionali, l'Apu incrocerà la Pallacanestro Trieste il 4 dicembre in trasferta e il 19 marzo in Friuli. La stagione regolare si concluderà il 22 aprile dopo 30 giornate. Termina qui questa edizione del nostro telegiornale. Grazie come sempre per la vostra cortese attenzione. Vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.